Scaffali semivuoti e supermercati in crisi, la merce scarseggia e di giorno in giorno è sempre peggio. Mancano carni, latticini, pasta ed anche l'acqua minerale. Tra il blocco dei tir e le scorte fatte per timore di non trovare più nulla nei banchi, la conseguenza è questa in molti punti vendita. I camion arrivano a singhiozzo, c'è quando arrivano, c'è quando non arrivano e non sappiamo niente. Se continua così non possiamo chiudere. Avete quantificato il danno? Sì, il danno si vede dagli scaffali vuoti, quindi abbiamo la mancata vendita dei prodotti. Speriamo che a Roma magari si mettano d'accordo, così noi inizieremo a vendere, a lavorare e quindi a andare avanti. Scaffali pressoché vuoti, così come i carrelli di quanti vorrebbero fare la spesa. I yogurt non ci sono, formaggi non ce n'è. Ho trovato un po' di zucchero e un po' di riso. Altra roba che io avevo bisogno. Cosa c'era nella sua lista? Nella mia lista c'era fette biscottate, non ce n'è, La carne. orzo bimbo, lievito. Niente da fare. Purtroppo siamo in condizione in tempo di guerra. Siamo tutti con le spalle al muro, insomma, e quindi dobbiamo cercare di... Ognuno si tira il suo, farmacie, camionisti, quindi ogni categoria cerca di tirare acqua al suo mulino. Servirà? Speriamo di sì. L'agitazione degli autotrasportatori si ripercuote anche nell'ortofrutta. Nei mercati siciliani questa mattina poca scelta, disagi e difficoltà per i venditori al dettaglio costretti ad acquistare meno merce ed in alcuni casi anche a prezzi maggiori e manco a dirlo a loro volta a vendere frutta e verdura con rincari. Questo è il 50% di più degli altri giorni, quindi anche le persone qua pagheranno il 50% in più degli altri giorni. I carciofi erano a 3 euro a fascia, 8 euro, di più del doppio. Per me, poi ci sono altri mercati chiusi, Licata, Canegattì, Gela, Vittoria, quello nostro soltanto è aperto. E intanto la protesta degli autotrasportatori continua. Anche oggi blocchi e rallentamenti in diversi snodi stradali e gli operatori del settore annunciano per domani a Palermo un incontro con il presidente della regione Lombardo. Cosa vi aspettate domani? Di avere un risultato buono, di avere magari una possibilità di abbassare le tasse, le cose, anche la raffida eccetera eccetera, perché non possiamo andare avanti più. E facciamo una cosa per tutte le famiglie nostre, per tutto il paese, per tutta la popolazione, perché così avanti non si può andare più, non si può andare più avanti. Speriamo che si mettano la testa a posto, i nostri ministri, il signor Lombardo che sono dello stesso partito suo, e allora ci si mette la testa a posto e faccia qualche cosa per la Sicilia. Prima ero un ottimo autotrasportatore, lavoravo, avevo sempre il lavoro, adesso da un anno e mezzo che non lavoro. Ho 2 bambini e sono fermo, senza lavoro e senza niente.